Questo è l'ingresso esterno del Conad Granduino, dove questa notte i ladri sono entrati sfondando questa porta. Vedete i vetri infranti e poi hanno fatto il loro ingresso. Non possiamo che definirla la banda delle casse automatiche. Dopo aver colpito alla Conad di Opicina, spaccando la centralina del sistema d'allarme, svuotando 3 casse su 4, stavolta i ladri hanno preso di mira il supermercato Granduino, anche questo dislocato sul Carso, a poca distanza dal confine con la Slovenia e affacciato su una grande via di scorrimento, con pure un ingresso autostradale a poca distanza. Se la logistica per la fuga era quanto mai favorevole, a destare sconcerto è stata la modalità rozza dei responsabili del furto. 2 porte infrante, prima quella laterale esterna, poi l'antipanico che funge da uscita di sicurezza dislocata a un passo dalle casse automatiche. Anche in questo caso l'azione criminale è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne del punto vendita. Sui video, infatti, ha lavorato per tutta la mattina la squadra della polizia scientifica. L'intrusione alle 3:20 ha fatto scattare l'impianto d'allarme, lasciando ai malviventi solo qualche minuto di margine per aprire le casse. Anche qui all'insegna del spacca e arraffa, riducendo in 1000 pezzi serrature, sportelli e altri impianti collegati. Non è ancora chiaro l'ammontare esatto della refurtiva, ma sarà certamente superato dalla conta dei danni provocati e le conseguenti necessarie riparazioni. Mentre l'esercizio commerciale, dislocato sul sedime dello storico Bar Bianco, questa mattina ha aperto regolarmente. Tra le 1000 domande dei clienti allarmati dai nastri di delimitazione della polizia si sono svolte le indagini del commissariato di Duino e gli altri accertamenti tecnici del caso. Oltre a lavorare sull'identità dei ladri, a patto che fossero riconoscibili e non a volto coperto, altre informazioni utili potrebbero emergere dai mezzi a motore utilizzati per la fuga.